Allora, buonasera e benvenuti, grazie a tutti i presenti per aver trovato modo di parcheggiare la macchina e arrivare in questo luogo che è meraviglioso, ma è un poco accessibile, però a noi ci piace così. Allora, questa è una serata un po' particolare, nel frattempo che aspettiamo che arrivi qualche altro ospite che sappiamo che sta parcheggiando, magari io ne approfitto, intanto vi porto i saluti del sindaco Fabio Chies, che purtroppo per un impegno non è riuscito a raggiungerci, però avremo con noi dopo l'assessore Ioridario che ci porterà un saluto e ci dirà due parole. Io quello che posso fare è raccontarvi un po', visto che ho il tempo, un po' la genesi di questa serata. È tutto in atto da un'amicizia che mi lega ad Alessandro Sannini dai tempi del liceo, e più o meno un anno fa abbiamo iniziato a fantasticare quanto sarebbe bello portare a Conegliano lo spazio, no? Portarlo in modo che ci sia anche una ricaduta nel territorio, nel senso che lo spazio non è così lontano come sembra, perché noi sappiamo che ci sono tantissime aziende in provincia, nel territorio, in regione, che si occupano di realizzare strumentazione piuttosto che componentistica, eccetera. E poi soprattutto lo spazio può essere visto come un'opportunità di lavoro per i nostri giovani, dei corsi di formazione specifici per loro che nascono e nasceranno e saranno sempre di più. E mi ricordo che quando con Ale ho iniziato a vedere un po' questo mondo, la prima cosa che mi sono reso conto è quanto enorme è la vastità degli investimenti che ci sono in questi settori, e quindi da parte sia pubblica che privata, quindi ci fa capire quanto interesse ci possa essere ad andare in questa direzione. Noi speriamo che questa sera non sia solo un punto d'arrivo con questa occasione che abbiamo trovato nella presentazione del libro di Emilio Cozzi, La geopolitica dello spazio, ma anche un po' un punto di inizio, nel senso che con calma nel 2025 ci piacerebbe anche organizzare delle serate dedicate ad esempio all'intelligenza artificiale e ad altri temi che vanno un po' verso l'high tech e quindi a questa smart city, questo smart modo di vivere che è sempre più presente. Detto questo, io ringrazio l'assessore Ioridario e lo inviterei qui con me a darci un saluto. Grazie Paolo. Buonasera a tutti, io vi porto i saluti dell'amministrazione comunale e del sindaco Fabio Chies. Non si sente? Si è spento. Uno, due. Allora, dicevo, vi porto i saluti dell'amministrazione comunale, del sindaco Fabio Chies che appunto è impegnato altrove, quindi non può essere presente. Devo dire che innanzitutto voglio ringraziare Paolo che questa sera ci porta un argomento nuovo perché a Conegliano facciamo tantissimi eventi, usiamo tante volte questa sala, però effettivamente argomenti tecnico-scientifici devo dire che sono estremamente rari, se non praticamente assenti dal panorama degli eventi che noi organizziamo. E quindi con piacere questa sera abbiamo qui Emilio Cozzi che ci parla di geopolitica dello spazio, ma in realtà anche di attività spaziali, di ricadute nell'industria, quindi è una cosa che veramente esce dai canoni e che veramente sì, deve essere veramente la puntata zero, però deve essere il primo inizio di un percorso più lungo perché, vabbè, lo dico da ingegnere, però è chiaro che tutto quello che è nel settore scientifico mi interessa particolarmente e quindi basta, non aggiungo altro però perché abbiamo qui i nostri relatori, quindi non voglio togliere tempo a quello che sentiremo dopo. Grazie ancora. Grazie Giulio. Bene, allora io adesso chiamo Alessandro Sannini, a cui lascio il microfono e iniziamo la serata e lascio a lui il compito prezioso di introdurre gli ospiti di questa serata. Grazie. Un bocca al lupo. Buonasera a tutti. Intanto saluto, vi ringrazio di essere tutti qui, saluto quelli che ci stanno vedendo in streaming grazie a Vive TV, li invito a mettere dei like, a commentare, da brava SEO che si rispetti,
e visto che siamo a Conegliano partirei con una battuta. Sapete perché non si lanciano bottiglie di prosecco nello spazio? Perché anche senza gravità il tappo è più veloce di un razzo. La battuta è soprattutto legata al fatto che qui siamo territorio UNESCO, territorio del prosecco. Le agenzie segrete ci dicono che stiamo elaborando un nuovo modo di propulsivo di fare un razzo che va a prosecco, che ci permetterà di andare velocemente su Marte. Lo sta studiando la regione in qualche bunker segreto dell'Università di Padova. Comunque, a parte la battuta enologica iniziale, vi ringrazio davvero tutti di esserci. Quello che vedrete stasera è una cosa, come dicevano il consigliere Manzolini, l'assessore, una cosa inedita che io spero vivamente che non sia la prima volta che viene a Conegliano, ma si possa creare la possibilità di creare altri eventi sul TEC e, come dicevo in conferenza stampa, chissà, magari un festival spaziale che è legato al territorio, un po' come avveniva, chi se lo ricorda, negli anni 90 con Antenna Cinema, quindi creando in questo posto che è Veneto orientale la possibilità di portare know-how, intelligenze e cose nuove utili per il territorio, tenendo conto che parlando di spazio parliamo di un argomento trasversale dove di fatto la lezione che io racconto è che lo spazio noi lo usiamo 38 volte al giorno senza accorgersene, quando usiamo il GPS della macchina, altrimenti ci perdiamo, è di aiuto al territorio per coltivare meglio in maniera più ottimizzata, è d'aiuto per proteggerci da problemi meteorologici o fare della predizione, è di un aiuto strategico e soprattutto lo spazio è un mondo dove in quelle che si chiamano verticali i protagonisti sono tanti, dai componentisti, che è la classica PMI italiana, a chi poi elabora dati. Quindi abbiamo una componente classica, una componente romantica che possiamo chiamare downstream e upstream, come chiamano i tecnici del lavoro. Questa sera avremo tre angoli dello spazio. Il primo parte dal libro Geopolitica dello spazio di Emilio Cozzi, che è molto noto soprattutto per chi guarda Sky, perché è conduttore di Countdown, che più o meno è qualche anno come me che se ne occupa. Il libro io lo consiglio caldamente perché è un'ottima visuale, un overview di un mondo più vicino di quello che uno crede, raccontato in maniera non difficile e quindi in qualche modo può dare una mano a aprire un orizzonte su qualcosa che ci è vicino. Infatti dal libro se ne desume qualcuno, visto che io faccio anche l'investitore, quindi con la prospettiva di investirci in queste aziende, perché dobbiamo andare nello spazio quando abbiamo tanti problemi sulla Terra? Ma perché di fatto lo spazio in qualche modo aiuta ed accelera a sistemare questi problemi che possono essere medicali, di agricoltura, di telecomunicazioni, di organizzazione dei flussi turistici e chi ne apre ne metta. La seconda persona che vedremo, che purtroppo e lo vedremo in un video messaggio, è Walter Cugno, che è il numero 2 di Thales Alenia Space Italia, che è dello stabilimento di Torino, che
che per informazione è l'unico posto al mondo dove vengono costruiti moduli personalizzati, che sono i moduli con cui si costruiranno le prossime stazioni spaziali, e lo facciamo qui in Italia, persona che è un papà dello spazio italiano, e speriamo di averlo di persona prossimamente, perché nello spazio si lavora da quando esiste, da quando ha costruito i primi satelliti in fabbrica con le sue mani. Il terzo di questa astronave di questa sera è Marino Moro, che è amministratore delegato di Noveca, che è una scale up, se vogliamo chiamarla con linguaggio tecnico, che fa una cosa molto particolare. È una società di ingegneria che progetta banchi di test per motori a razzo, che quindi ha una sua complessità particolare, sapendo che di questo genere di aziende che fanno questo tipo di cose ce ne sono meno di 10 al mondo, ed in Europa forse 3. Quindi abbiamo 3 visioni: la voce fuori campo, che è Emilio, l'investitore o divulgatore, perché faccio anche quello, la grande impresa, che è Walter Cugno, e la scale up di eccellenza, che è Marino Moro, che di fatto è un ottimo messaggio anche per il fare azienda per i giovani, nel senso che spesso ci riempiamo, veniamo colpiti dal mondo delle start-up, e in questo caso ne possiamo vedere una che in 4 anni sta creando risultati economici, risultati tecnologici e risultati di eccellenza. Quindi io inviterei, per cominciare, Emilio Cozzi, che cominciamo a parlarne. Va bene. Intanto buonasera. Funziona questo, sì? No? Il bottoncino forse. È il mio mestiere, tra l'altro. È il mio mestiere, tra l'altro. Adesso. Buonasera a tutti, grazie Paolo, grazie Assessore, grazie Alessandro. Mi avete dato una bella responsabilità, perché essere il primo di una cosa che poi deve continuare non è esattamente ansia da prestazione, si dice. Allora farò così: darò agli amici di VTV un indice di quello di cui parleremo molto probabilmente stasera, per fare in modo che anche chi è a casa, insomma, in qualche modo si senta coinvolto, perché stasera parleremo del perché Elon Musk è così oggi cruciale, e del perché ce lo ritroviamo sempre in un settore che solo apparentemente non ci riguarda, come diceva Alessandro, e che in realtà ci riguarda ogni giorno, anche se immagino, non credo qualcuno di voi, io spero di sì, per voi, non credo andrà su Marte o andrà sulla Luna, però ogni giorno quello che facciamo dipende letteralmente dallo spazio, e questo configura anche un potere di chi gestisce lo spazio. Ma parleremo anche tantissimo di Made in Italy. Abbiamo un'azienda che fa dei numeri seri, non sto dicendo, non mi riferisco alle cifre, ma mi sto riferendo a una cosa che viene prodotta, costruita, progettata, e che permette di fare quello che faremo e quello di cui parleremo. E poi perché il nostro futuro sempre di più dipende da quello che noi costruiamo oggi oltre l'atmosfera. E questo implica anche un altro versante, implica il fatto che lo spazio da una parte esalta le potenzialità a livello di quello che l'umanità può fare, cioè ci permette letteralmente di fare cose che senza lo spazio non potremmo fare, o dovremmo fare in maniera radicalmente diversa, tendenzialmente più complicata, e dall'altra esalta purtroppo anche l'aggressività, l'espansionismo che la nostra specie si porta dietro dall'inizio, per cui configura anche un potere che afferisce alla difesa, afferisce alla dimensione militare, e quindi anche, chi lo sa, un domani magari ha un contesto, uno scenario che può diventare bellico. Mi auguro evidentemente di no, perché, e qui chiudo, non mi hai fatto neanche una domanda, ma io sto già rispondendo, chiedo scusa. No, ma mi inserisco su questo piano che hai citato adesso, sul fatto che lo spazio di fatto è un megatrend, Sì. dove esistono diverse verticali che possono andare dal mandiamo per aria un razzo, o facciamo cyber security,
o usiamo cose a doppio uso, perché di fatto negli scenari geopolitici di oggi, che noi abbiamo un satellite che fa meteo, Sì. o un satellite che osserva cosa combinano dietro le linee nemiche, l'oggetto è praticamente lo stesso. Quindi per continuare questa discussione direi che la tecnologia è neutra. Sì, è un argomento interessante, questo si spegne, si sgancia. Questo non è spaziale. No, è un argomento interessante, questo poi ci torneremo. Allora ti rispondo dicendo è vero quello che dici, ma grazie al cielo, e questo conclude anche il discorso che stavo facendo, lo spazio è anche concepibile come un ambito in cui la collaborazione pacifica a livello internazionale può attivarsi. Si parla di space diplomacy, si parla di piattaforma che metta in comunicazione paesi e popoli e governi che sulla Terra hanno evidentemente dei problemi o delle tensioni e che in qualche modo da lì possono cominciare a vedere, a percepire i propri interessi in maniera diversa. Niente, non è colpa mia, è ufficiale. a vedere, mi sa che le batterie scariche, in maniera diversa. Houston, we have a problem. Esatto. Tanto che, col microfono al volo, tanto che mentre noi parliamo, in questo momento nello spazio, sulla Stazione Spaziale Internazionale, esattamente in questo momento ci sono dei cosmonauti russi che lavorano accanto degli americani, accanto degli europei, eccetera, eccetera, eccetera. La ISS ancora rimane un ponte, come lo definisce la Cristoforetti. Rimarrà per sempre un ponte? Non lo so, non credo, però lo è. E questo è anche un'altra dimensione dello spazio. È chiaro che il dimensionamento dello spazio ha una ricaduta ovviamente sui territori, perché sapendo che un satellite è un Lego di 4.000 pezzi, in qualche modo tutti questi pezzetti qualcuno li deve costruire. Diciamo, ed Emilio adesso ce lo racconta perché lui con Countdown e nel libro stesso ci racconta un certo Miavai che lui ha fatto per aziende italiane, quindi sa benissimo che l'Italia ha una PMI piuttosto potente fino ad arrivare al sistema integrato. Allora, prima parte... Si sente, sì, si sente. Nonostante i problemi del microfono, l'Italia a livello tecnico è dal punto di vista spaziale certamente un'eccellenza. L'Italia è stato il terzo paese, anche se questa narrazione andrebbe un pochino ritoccata, però è stato il terzo paese nel 1964, esattamente 60 anni fa, tra l'altro fra una settimana festeggiamo il sessantennale, a mandare un proprio satellite, il San Marco 1, nel cielo, dopo l'Unione Sovietica e dopo gli Stati Uniti. Nel 64, 5 anni prima che Neil Armstrong e Buzz Aldrin camminassero sulla Luna, perché voi tutti credete che abbiano camminato sulla Luna, vero? Perché c'è sempre qualcuno che si nasconde a metà conferenza e dice no, però quella volta no, hanno camminato. 5 anni prima l'Italia mandò nello spazio il San Marco 1, satellite costruito in Italia, con un progetto anche di collaborazione politica ideato dal generale Luigi Broglio, che poi fondò la scuola a Roma, che tuttora porta il suo nome. Ai noi poi ci sono i francesi che un poco dopo dissero sì, l'abbiamo lanciato anche noi ma con un nostro razzo, gli italiani l'hanno fatto con un razzo americano, hanno ragione loro, noi abbiamo usato un razzo americano della base di Wallow Island, però siamo stati il terzo paese a portare nello spazio. Ma infatti questa storia è divertentissima perché quando lanciarono il primo razzo Fanfani andò da De Gaulle e praticamente De Gaulle si era vergognato perché la Francia era arrivata dopo. Quindi il generale De Gaulle cosa fece? Cominciò a tagliare teste verticalmente di tutti quelli che non avevano permesso il primato francese, nazionalisti e anche un po' sovinisti come fanno solitamente. Però non parliamo male perché sennò non ci mandano più lo sapane per Natale. Detto questo, sono passati 60 anni, lo spazio italiano è certamente ancora importante, noi siamo partner di progetti in collaborazione bilaterale sia con la NASA che con altre importanti agenzie spaziali, non solo, per esempio lavoriamo con la Corea su programmi di osservazione della Terra. Ahimè c'è un problema, perché non voglio raccontare la favola del presepe vivente che in realtà non esiste. Occorre che questa preeminenza, questa eccellenza che tuttora c'è, dice bene, se ci fosse stato
l'ingegner Cugno ci avrebbe raccontato di prima mano, perché lui fisicamente ci lavora. Noi siamo i migliori al mondo a fare alcune cose nello spazio, per esempio a costruire stazioni spaziali, avamposti spaziali. Più di metà del volume pressurizzato dell'ISS, della Stazione Spaziale Internazionale, l'abbiamo fatto in Italia. La famosa cupola dove gli astronauti si affacciano l'hanno fatta a Torino. Siamo eccellenti nell'osservazione della Terra, nella produzione di quelli che si chiamano radar con tecnologia SAR, che sono quelli che permettono di vedere la Terra in qualsiasi condizione atmosferica e di luce. Siamo i migliori del mondo. Io ho la paura che se questa cosa non venisse in qualche modo ribadita potentemente a livello politico, a livello di riconoscimento politico internazionale, il rischio sarebbe che l'Italia si trasformasse in un'ottima boutique. Una volta questa cosa mi ha detto la Cristoforetti: se venite invitati a una cena di gala e una volta arrivati a tavola doveste accorgervi che il vostro posto a tavola non c'è, è probabile che voi sareste nel menù, cioè che qualcuno vi se mangi prima o poi. Il rischio è che l'Italia, da grande eccellenza, diventi una boutique di eccellenza da cui altre superpotenze attingano nel momento del bisogno. Questo ovviamente io mi auguro non succeda, ma abbiamo tutte le caratteristiche tecnologiche, scientifiche per dire la nostra. Speriamo poi di avere anche una rappresentanza politica. Non mi sto riprendendo questo governo, il problema è molto più serio, riguarda l'Europa anzitutto, e non lo dico io, lo dice anche Draghi, che ci permetta un domani di dire la nostra nello spazio, perché nel frattempo gli Stati Uniti stanno andando cavalcando in maniera roboante questa avventura, la Cina sta investendo cifre spropositate, con ambizioni spropositate, altri paesi che oggi sono indietro rispetto a noi, l'India, stanno arrivando in maniera potente, l'Africa sta investendo tantissimo nello spazio, per cui insomma, per il motivo per cui prima dicevo che comanda lo spazio, comanda la Terra, se ci perdiamo questa corsa è una roba molto seria. Adesso volevo finire in maniera più ottimistica, ma non ce l'ho fatta, magari dopo ci riproviamo. Sapete cosa facciamo? Per aiutarci a riflettere ci facciamo aiutare dall'ingegner Cugno che è già passo, che di fatto, essendo uno dei papà dello spazio, si può aiutare a ragionare meglio. Buongiorno a tutti, con questo evento che ringrazio gli organizzatori di questo evento, l'amico Marino Mozzi e al protagonista del mio grande giornalista spaziale Emilio Cozzi, che ha provveduto a pubblicare secondo me quello che mancava nell'arena delle pubblicazioni spaziali, che è un'analisi della geopolitica dello spazio, molto importante in questo periodo storico. È stato anche in passato, come tutto il progresso delle attività spaziali insegna, ma lo è molto di più, sempre di più in questo periodo, e va capito, va analizzato e va studiato, non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per chi non è propriamente un fan delle attività spaziali o un amante dello spazio. Libro molto importante, ripeto, importante per la nostra azienda, che è sempre stata nel contesto nazionale al centro dei rapporti anche politici a livello istituzionale. Ricordiamo che gli aspetti geopolitici e la crescita delle nostre attività nel campo spaziale nascono 60 anni fa con il professor generale Broglio e con la sua collaborazione con gli Stati Uniti, supportata chiaramente dalle istituzioni, che via via hanno portato le collaborazioni politiche Italia e Stati Uniti ad avere negli aspetti delle tecnologie spaziali, della collaborazione spaziale, un pilastro molto importante anche nei rapporti politici tra i due paesi. È rimasto negli anni, è cresciuto negli anni e ancora di più sta crescendo nei prossimi anni, indipendentemente dai colori politici che hanno contraddistinto i governi dei due paesi. Un aspetto molto importante, ripeto, nella geopolitica, che non vede, se ci limitiamo alla nostra nazione, non solo rapporti bilaterali con gli Stati Uniti, ma hanno visto nel tempo rapporti con la Russia, hanno visto rapporti e stanno vedendo rapporti con l'India, con il Brasile, con i paesi arabi,
con l'Africa nel contesto del piano Mattei, con la Cina, nonostante le difficoltà politiche, i rapporti in campo spaziale hanno avuto la loro importanza anche nel contesto politico. Quindi tutta una serie di legami o di rapporti in cui lo spazio è stato utilizzato per mantenere e per rinforzare dove è necessario i legami politici tra i paesi. La Stazione Spaziale Internazionale è un esempio, è nata appunto per mettere insieme paesi diversi dopo il crollo del muro di Berlino, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, per poter portare nell'arena occidentale le competenze della Russia e a un certo punto anche contribuire alla loro rinascita economica dopo le vicissitudini del crollo dell'Unione Sovietica. La nostra nazione ha visto dal professor Boglio in poi una crescita continua nelle competenze spaziali grazie a queste collaborazioni che sono passate dapprima attraverso i programmi San Marco, poi con la Stazione Spaziale Internazionale, poi gli accordi bilaterali con il contributo a tutte le missioni Space Shuttle che abbiamo dato nel contesto di rapporti bilaterali con gli Stati Uniti a partire dal programma Tethered per finire al programma IRIS e l'Ageos, e non solo, che tutte iniziative che hanno portato l'Italia a essere parte di 63 missioni su 135 totali che hanno visto protagonista lo Space Shuttle. La Luna, un'altra arena molto importante nel contesto geopolitico che vede l'Italia in primo piano con rapporti con gli Stati Uniti, fondamentalmente con gli Stati Uniti, ma anche con tutti quelli che partecipano agli Artemis Accord, che nel contesto geopolitico hanno la loro valenza, e che vede la crescita del contributo dei paesi arabi. Sarebbe stato molto importante per noi, che siamo ormai leader in tutti i domini che contraddistinguono l'arena dell'esplorazione spaziale, dall'orbita bassa alla Luna, a Marte e all'esplorazione dell'universo. Mi sarebbe moltissimo piaciuto essere collegato in diretta per poter interagire con Emilio e con Marino. Purtroppo mi trovo in questo momento in cui ascoltate questa registrazione, sono in volo da Monaco a Washington, sempre per rimanere nel contesto geopolitico, per rafforzare in occasione della settimana della Festa Nazionale dello Spazio Italiano, rafforzare i nostri rapporti anche industriali e politici in questo caso con gli Stati Uniti. Vi ringrazio ancora per l'invito, mi auguro Emilio di poterti incontrare prossimamente. Con Marino abbiamo dei discorsi non dico di geopolitica, ma dei rapporti industriali molto importanti avviati e che dovremo portare avanti, e con Alessandro spero di rivedermi anche presto. Vi aspetto tutti a Torino e vi auguro una buona giornata. Allora, tenendo conto che è una delle personalità preeminenti e anche umanamente ci dispiace davvero di non averlo qui, perché oltretutto una persona piacevole, parto dal suo discorso seguendo il filo logico su cui stiamo andando avanti. Nella seconda parte del tuo libro parliamo di un passaggio fondamentale. Lo spazio che si trasforma da un mondo estremamente governativo, dove c'era il blocco sovietico e il blocco americano, ad un fiorire di iniziativa privata con i vari Bezos, fino ad arrivare alle nostre aziende, tenendo presente che io non posso nascondere, visto che uno dei miei mestieri è investirci, sopra che ritengo che le piccole e medie imprese italiane dello spazio sia un'ottima opportunità di investimento, perché nonostante tutto, no, hanno una qualità eccellente e probabilmente la vera tecnologia sta lì dentro. Quindi dandogli un po' di benzina
e anche un aiuto governativo, visto che siamo in clima di legge sullo spazio, aiuto che non è finanza agevolata, ma status un po' diversi e soldi veri, quindi non agevolativi. Quindi io credo che Emilio ci possa spiegare questa transizione tra pubblico e privato, che poi dovrà diventare un rapporto di partnership di nuovo. Certo. Però poi piacerebbe parlare di Marino. Allora, partiamo. Quanti qui sono un pochino avvezzi? Io direi di prepararsi a Marino. Marino, se almeno ne parliamo con te. Allora, lo spazio funzionava così, tendenzialmente. Ipotizzate il famoso viaggio sulla Luna. Per andare sulla Luna è come se voi domani prendeste il treno per andare a Roma e una volta arrivati a Roma buttaste via il treno, tutto, tranne la cabina che vi ha permesso di arrivare alla stazione di Termini, ipotizziamo. Questo evidentemente implica un dispendio di risorse e di denaro e di competenze mostruoso, perché poi il treno va rifatto da capo se dovete tornare per esempio a Roma una settimana o un anno dopo. Beh, questo era il programma Apollo, il glorioso programma Apollo, quello che portò l'umanità per la prima volta sulla Luna, era basato su questo modello di come dire, progettualità, realizzazione e proprio poi il processo, cioè quello che veniva realizzato veniva buttato via. Il famoso Saturno 5, quel razzo gigantesco più alto della Statua della Libertà, che portò 2 uomini sulla Luna e che poi in qualche modo permise loro di tornare a casa, venne buttato via tutto. Questo era l'approccio unico e solo fino tendenzialmente all'arrivo dello Space Shuttle, quando in quel momento, dopo aver vinto la lotta lunare, la Russia, o meglio l'Unione Sovietica, diventata Russia poi, si concentrò sulla realizzazione di stazioni attorno alla Terra, dove vivere a lungo, e invece gli americani si concentrarono sulla riutilizzabilità, almeno parziale, dei loro sistemi per renderli più economici. Recuperavano una parte del sistema di lancio, l'orbiter, il famoso Space Shuttle, la navetta, diciamo così, e questo già permetteva loro di risparmiare. Questa era l'intenzione. Purtroppo non solo i costi divennero 10 volte rispetto a quelli previsti, ma ci morirono anche delle persone, se vi ricordate, 2 catastrofi con tutti gli equipaggi morti. Cosa che peraltro quando successe in qualche modo disse agli americani che lo spazio non era più una cosa da fare. L'affetto nei confronti dello spazio scemò, era già scemato appena dopo l'allunaggio, già l'Apollo 13 riscosse un pochino di successo perché stavano rischiandosi la vita, ma lo spazio in quel momento divenne secondario. Questo però indicava un modello, che è quello che dice giustamente Alessandro, racconta essere cambiato da 10 anni. Lo spazio era all'inizio una questione di strategico-politica, quindi c'erano un sacco di soldi, perché quando nel 62, se vado troppo lungo, se sbadigliate pure io cambio, nel 62 quando prima, un anno dopo averlo fatto al congresso, JFK Kennedy disse alla Rice University, il famoso speech Moon, andremo sulla Luna portando un uomo americano, maschio, bianco, e poi riportandolo a casa sano e salvo entro la fine del decennio, in quel momento successero 2 cose, esattamente, che i grandi papaveri della NASA che erano dentro di lui si guardarono in faccia dicendo: ma scemo, non siamo capaci di fare quello che lui ha appena promesso. In quel momento nessuno era capace di portare uomini o donne non ci avevano neanche pensato, essere sinceri, ma uomini sulla Luna. Non avevano la tecnologia, tanto che il consigliere di Kennedy gli disse: Presidente, non dia una data, dica che ce la faremo. Lui invece all'ultimo momento decide entro la fine del decennio. Panico. Però aveva detto un'altra cosa, e chi doveva capire la capiva, che se fossero riusciti a farlo avrebbero avuto la tecnologia, un razzo capace di portare una testata nucleare da Washington a Mosca. Questo era il sottotesto. Allora, parlando di razzi, poi concludo la risposta, vai. Parlando di razzi, per fare tutte queste belle per partire con un razzo, quindi con questo poderoso motore quasi di gusto futurista, sputafuoco, e questo motore va testato. Perché come possiamo intuire, abbiamo letto sui giornali, alle volte scoppiano. E allora per tentare di renderli più sicuri rilevando quella battuta in cui si dice quando lo spazio è finito, evidentemente non si hanno letto i budget di un'agenzia spaziale della NASA, entra in campo l'OECA
che progetta banchi di testa molto particolari che sono fluidici, che servono per far sì che questi razzi funzionino al meglio. Passo la parola a Marino che ci racconta cosa fa Noveca, che è un'azienda made in Italy, made in Veneto, che sta avendo delle crescite significative con una certa apprezzamento anche europeo, non solo. Grazie Alessandro, buonasera a tutti. Funziona, non lo so. Funziona, ma forse va su. Ma mi sentite? Sì. Allora intanto buon Natale. Bravo. Io avrei voluto salutare così, buon Natale a però. tutti. Mi chiamo Marino, sono l'amministratore delegato di un'azienda di Padova che fa parte di tutta la rete di imprese venete, che è la RIR, l'AIR Veneto, e saluto i miei colleghi di altre aziende che vedo Stellar Project, vedo Zoppas, eccetera. Quindi sono molto contento di essere qua e di parlare con Emilio e con Alessandro. Noi sì, abbiamo una crescita veloce ultimamente, negli ultimi 3 anni raddoppiamo il nostro fatturato, quest'anno triplichiamo anche l'EBITDA, quindi è una cosa piuttosto anomala su un'azienda italiana. Siamo in 10 persone e ci aggiriamo intorno ai 3 milioni di fatturato, quindi non male. Che cosa fa questa azienda? Progetta e costruisce una parte degli impianti che provano i motori o dei lanciatori o delle navicelle spaziali. Le navicelle spaziali sono quelle che portano o umani o materiali, quindi cargo, l'Amazon. L'Amazon che serve perché è ovvio che portiamo su roba continuamente. Elon Musk lo fa una volta a settimana con il suo Falcon, noi lo facciamo 3 volte all'anno, 4, però va bene così, e questa è la nostra potenzialità per il momento. Ariane in Europa lo stesso, poi c'è la Cina, poi c'è la Russia e poi ci sono gli altri paesi. Quello che sarà lo spazio di domani è tutto ciò che resta nello spazio, quindi non tutto ciò che si butta sullo spazio in questo momento, la quantità infinita di satelliti, la quantità infinita di cose. Domani dobbiamo gestire lo spazio, quindi dobbiamo gestire tutte quegli spostamenti che da un'orbita bassa andranno su una stazione magari cislunar come Gateway, come diceva un po' anche prima il nostro capo, che è Walter Cugno, e da lì ovviamente partiranno dal Gateway, partiranno altre navicelle che andranno su e giù sul suolo lunare. Per non parlare ovviamente di tutti i movimenti che si intendono fare da lì poi per andare verso Marte. Non è proprio fantascienza. Chi ha la mia età, io ne ho 52, leggeva molto Asimov, leggeva tanti libri. Io sono un bulimico di libri, quindi non so se qualcun altro qua in sala. Però di fatto tante cose sono successe e quindi di fatto tante cose succederanno. Detto questo, ci sono tanti aspetti dello spazio. C'è un aspetto terribilmente romantico, scusate il paradosso, o l'ossimoro si chiama? L'ossimoro. Quindi c'è un aspetto molto romantico che ci lega a tutti. C'è un aspetto secondo me, e magari poi ne parlo, di condivisione, che probabilmente è il futuro, e c'è un aspetto molto tecnico. Lo spazio è una cosa seria. Lo spazio è una cosa seria, lo spazio per chi ci lavora molte volte fa paura. Fa paura quando si deve intraprendere un determinato challenge, una iniziativa, un prodotto, un servizio. E l'unico antidoto alla paura è la conoscenza, quindi questa bulimia di voler conoscere, voler apprendere, voler esplorare, voler provare, voler sbagliare per riprovare. E
questo è quello che sta portando, ma non la mia azienda sola, ce ne sono altre, ne ho nominate un po' prima quando facevo dei saluti. Ci sono tante aziende in Italia che stanno lavorando molto bene, molti sono su programmi satellitari, molti sono su programmi di comunicazione che sono molto importanti a livello geopolitico in questo momento. Però ci sono altri che fanno prodotti veri e propri. IRCA fa prodotti, per esempio, fa sistemi riscaldanti. Se l'Apollo 13 avesse avuto una resistenza di IRCA non sarebbe successo qualcosa del genere in quel momento là, quella volta, probabilmente. E faccio sorridere Alessandra, però in effetti il problema era stata una resistenza che aveva creato un'esplosione sul rimescolamento di sistemi di tank di ossigeno. Ed era stato un problema molto serio. Quel disastro lì è stata invece una prova enorme, e mi ricollego a quello che prima diceva Emilio, di che cosa, quando parlava del timing, no? Che aveva dato il Presidente degli Stati Uniti e tutti quanti si erano impanicati. In realtà all'inizio ti impanichi, poi cominci a lavorare come un matto e a studiare come un matto e a condividere con tutti quelli che sono di fianco a te che cosa bisogna fare per arrivare al deal, cioè per arrivare all'obiettivo. Perché quando si lavora per fare qualcosa che va in volo, difficilmente bisogna sbagliare, perché lì ci sono vite, perché ci sono investimenti, mentre a terra qualcosa insomma, Mi risparmiano. Mi ricollego a quello che sta dicendo Marino, che uno degli insegnamenti di lavorare su questi programmi o su queste cose che devono essere una prova d'errore, a parte la condivisione e il lavoro di squadra, è probabilmente lo spazio sia romantico perché è sublime, però sulla terra dovrebbe insegnare a passare dal piccolo campanile al micro distretto al meta distretto, quindi a uno sharing di condivisione di attività tra aziende europee, perché noi ci troviamo in un posto molto frammentato rispetto agli Stati Uniti. Quindi inventarsi dei super distretti che con una visione global, oggi Marco Molina, che credo che ci stia guardando, che è il CTO di Sitter, mi scriveva su LinkedIn, complimentandosi un po' con Emilio, un po' con me, su questa visione global. In effetti, per far spazio, per costruire queste cose, è necessario una local vision e una global action, nel senso che noi, se guardiamo solo il nostro giardinetto e non facciamo interagire anche piccole realtà, è molto probabile che le piccole realtà restino piccole, diventino poco interessanti perché chi investe soprattutto non abbiamo target, giusto Emilio? Sì, sono assolutamente d'accordo. Qua un po' mi permette di tornare alla domanda che hai fatto prima e recupero il discorso dalla Secondarino, perché poi è vero, nel momento in cui l'obiettivo diventa così sfidante, l'eccellenza si attiva. La NASA in quel periodo, sto tornando indietro al 62, a quel famoso discorso di Kennedy, la NASA in quel momento comincia ad attirare i più grandi talenti della Terra, probabilmente, anche perché arrivano un sacco di soldi. La NASA tra il 66 e il 69 prende il 5% del budget federale. Oggi è l'agenzia spaziale più finanziata del mondo, non arriva all'1%. Ai tempi prendeva il 5%, quindi una quantità di denaro mostruosa. Le più grandi menti della Terra lavoravano alla NASA, tra cui l'uomo che costruisce il razzo che va sulla Luna, che è un ex SS, è un barone nazista, Wernher von Braun. Inizia questa gara per arrivare sulla Luna, che quindi è una gara certamente di eccellenza e di talento, ma è una gara a dimostrare qual è il sistema sociale, politico, industriale, militare migliore, quindi l'Unione Sovietica contro gli Stati Uniti. Attenzione, l'Unione Sovietica fino al 65 non ne sbaglia una.
ogni volta che gli Stati Uniti dichiarano di voler raggiungere un obiettivo, un mese prima l'Unione Sovietica lo raggiunge a posto loro. Il primo uomo nello spazio, il primo satellite, ovviamente, il primo uomo, il primo animale, la prima donna, la prima uscita extraveicolare, la prima passeggiata spaziale. Poi dal 65 in poi rimangono indietro perché Von Braun dall'altra parte comincia col suo team di tecnici a fare quello che diceva Marino, comincia a dare il meglio e la data finale non solo entro la fine del decennio viene raggiunta, ma ci mettono qualche mese, finiscono qualche mese d'anticipo. Poi, ripeto, lo spazio un pochino va a morire, almeno nella percezione collettiva, perché poi in realtà lo spazio continuiamo ad andarci e come da lì in poi, finché arriva il progetto Space Shuttle che in qualche modo distoglie ulteriormente l'attenzione e l'affezione pubblica con appunto quelle tragedie che viene finito solo per completare la Stazione Spaziale Internazionale e poi quasi più niente, perché costava un sacco di soldi, lo ripeto, qualsiasi cosa venisse a guardare lo spazio così imponente poi si perdeva. Fino a un giorno, 10 anni fa, un po' di più, un signore fa una cosa che nessuno prima era riuscito a fare. Cioè quando voi parlate con Paolo Nespoli, che ha studiato ingegneria aerospaziale negli Stati Uniti e a New York, con insegnanti della NASA non 200 anni fa, 40 anni fa, i suoi professori dicevano il riutilizzo di un razzo è impossibile, non si fa. Poi arriva un signore che si chiama Elon Musk che lo fa. E oggi siamo abituati a vedere una volta alla settimana, il ritmo è 1,5 ogni 1,5 giorni, cioè arriva 2 volte alla settimana, adesso è una roba mostruosa. Questo lancia i suoi razzi che tornano sulla Terra o su una chiatta in mezzo al mare e si riposano lì, si riappoggiano lì. Questo cosa significa? Il costo. Con lo Space Shuttle ogni chilo portato oltre l'atmosfera, ogni chilo, costava, le stime sono approssimative, è un po' difficile, circa tra i 65 e i 66 mila dollari al chilo. Fate conto di quanto pesate voi e quanto vi costerebbe o vi sarebbe costato dare lo spazio. Oggi, con Falcon 9, si arriva tra i 3 e i 6 mila dollari al chilo, giusto? Circa, questo io sto parlando del listino prezzi. Con l'astronave Starship, quella che salta in aria nei test, sono test, non è un fallimento, ben inteso, quando funzionerà sarà il primo sistema completamente riutilizzabile. Dei Falcon 9 non recupera solo il primo stadio, il secondo stadio lo perde, il primo stadio è quello che apre le zampe e torna indietro. Con la Starship recupererà tutto, anzi quando vedete quella torre di lancio, si chiama Mechazilla, per Elon Musk è un po', insomma, ha qualche passione spaziale, recupera con i chopstick, con le bacchette, questa bestia di 50 metri di larga 9, la prende al volo, un domani la riappoggia a terra, prende l'altra parte, gliela mette sopra, fanno benzina, non è benzina, e ripartono. Tutto riutilizzabile, prezzo al chilo 200 dollari. Da 66.000 a 200. Capite perché oggi lo spazio è aperto e capite perché Musk è accanto a Trump quando Trump dice grazie al mio amico Elon Musk? Perché tra l'altro gli porta un sacco di satelliti che sono da una parte, la maggior parte di Elon Musk direttamente, l'altra parte della difesa. Se tu hai un uomo che fa risparmiare un sacco di soldi portando satelliti della difesa e per la comunicazione che hanno cambiato radicalmente il conflitto in Ucraina e ce l'hai di fianco, qualcosa gli conosci perché è potentissimo, ho un po' corso. Questo è il cambiamento tra il modello governativo che veniva imposto dall'alto con i fondi dall'alto e lo spazio che reagiva, le grandi aziende che strutturavano e reagivano, rispetto a un nuovo modello, New Space Economy, che vuol dire anche tante altre cose, che viene propulso dal basso, dall'iniziativa privata, con eccellenze private che impongono addirittura i loro servizi come standard, perché quello è Starlink. Qua potremmo fare un discorso un pochino più tecnico, magari ci arriviamo dopo. Chiaramente quando parli di Elon Musk e questo mondo è un punto d'arrivo, però di fatto se osserviamo la logica di questa serata con la nostra voce fuori campo che è Milo, abbiamo visto l'esponente di Thales Alenia Space che di fatto è forse il leader mondiale nel suo segmento e anche nel satellitare. Come vediamo la testimonianza di Marino di un'azienda eccellente con crescita felina, perché io ogni tanto le guardo i numeri, mi sento anche quasi commosso, che però può essere un bel vedere per far capire che
sembra un gioco di parole, c'è spazio per tutti, cioè, tra competenza tecnica e saper fare di conto, perché poi si può ricadere in una situazione che con belle idee e se si fa di conto non si va nello spazio ma si va in tribunale. Bisogna essere bravi però, lo spazio sì, è per tutti tra virgolette, perché devi essere bravo. Allora, diciamo una cosa, facciamo una... Boh, adesso mi sono scaldato. Adesso mi sono scaldato. Quindi facciamo una cosa. Allora, diamo una panoramica di quello che è lo spazio nel mondo. Il 33% ce l'ha l'America, il Nord America. Il 39% ce l'ha la Cina. Il 16% ce l'ha la Russia. Poi ci sono un po' di cosine varie, miscellanea. Il 5% scarso è l'Europa. Non rimaniamoci male, non è una brutta cosa. Ve lo ricordate Oscar Farinetti quando dice che il 72% dell'arte mondiale è in Italia? Le cose che contano: amore, arte, musica, tutte queste cose qua ce le abbiamo in Europa, una marea. Quindi l'Europa che ha quel 5% scarso, se si sveglia un po' e fa un po' di condivisione, riuscirebbe ad essere un bocconcino molto molto appetibile, e probabilmente non più appetibile perché non mangiabile, quindi ci ritroveremo sicuramente sul tavolo a pranzo o a cena, da parte di Russia, Cina e America. Perché l'America ci guarda in questo momento, la Russia ci guarda in questo momento, la Cina fa finta di niente però ci guarda. L'India, che si è svegliata un po' di tempo fa, ci sta guardando molto bene. I francesi poi non vedono l'ora di venire in Italia. Ci guarda pure troppo. E non sono in vacanza. Ci guardano pure troppo. Più che altro i francesi con lo sguardo napoleonico si metteranno benissimo. No, ma non voglio parlare. Non voglio adesso. Siamo in orario. Di fatto sono molto attratti. Non voglio dare il taglio alla zanzara. In maniera ingenua. Ora magari anche no. In maniera ingenua dal nuovo italiano. Dicono, ma che bella sta cosa. Quasi quasi me la porto a casa e ci bevo dello champagne. E quindi noi, a parte gli scherzi, dobbiamo essere difensivi sul nostro know-how, in maniera misurata, e facendo sì che questo non pregiudichi l'attrazione di investimento, che è giusta, perché però non pregiudichi anche metterci in una posizione di regalare cose. Non lo so, se vuoi canto. No, non sono bravo per cantare. Però io volevo dire un'altra cosa anche, capisco quello che dice Alessandro. Il mio messaggio, dandovi una panoramica di com'era lo spazio nel mondo, com'è, più che com'era, il mio messaggio è anche un altro e riguarda molto bene la geopolitica. L'economia, non so se ci sono dei professori qua dell'università o che insegnano economia. L'economia che noi abbiamo studiato fino adesso e che insegniamo all'università, secondo me possiamo buttarla via. L'economia che dovremmo fare è quella dello sharing, perché vi parlo da imprenditore, questa è la mia 7ª azienda, quindi qualcosina ho visto. Gli imprenditori sono estremamente soli, muoiono di solitudine, perché siamo ancora abituati a guardare il nostro orticello. Il Veneto non è un campione su questo tipo di cose, non è un gran modello, ma anche l'Italia, guardiamo troppo al nostro orticello. L'economia del presente e del futuro è l'economia della condivisione. Io non voglio, sinceramente, lasciare testimone a mia figlia, che ha 15 anni, di un mondo
che deve guardarsi da parlare col russo, parlare col cinese o con l'indiano e non essere libero di muoversi o di imparare da quello che ne sa più di me, perché è solo quello che ne sa più di me che mi insegnerà a lavorare bene. Io non sono un ingegnere, sono un direttore d'orchestra e gestisco 10 meravigliosi ragazzi e uno di loro sarà il mio successore, è già stato disegnato. Ma ognuno ha la sua testa, ognuno ha i suoi comportamenti, ognuno ha il suo modo di fare. Noveca adesso è presente non in Italia, basta, siamo presenti negli Stati Uniti. Prima Emilio raccontava che Broglio l'ha fatto partire da Wallops, noi stiamo rifacendo una parte di Wallops in questo momento, del sito di lancio. Quindi Stati Uniti, abbiamo vinto un challenge a San Francisco, quindi costa est, costa ovest, siamo presenti in Francia, in Spagna, in Germania, tra poco in UK. Abbiamo l'ambizione di fare qualcosa in Africa e stiamo parlando con le istituzioni per questo. Arriveremo a fare qualcosa in Africa, quindi siamo sicuri di questo. E quindi la mia indicazione economica è condivisione. Mi rintrometto parlando di Africa, visto che ci ricordiamo di Broglio, chiederei ad Emilio di quanto potrebbe essere probabilmente importante che l'Italia rimettesse a posto la sua base in Kenya e avesse autonomia di lancio almeno per qualcosa. Rispondo a te e poi mi riattacco, Marino, insomma, è un aspetto fondamentale dello spazio. L'Africa, allora voi a seconda di dove, a seconda del punto da cui spedite qualcosa in orbita, va su un'orbita o su un'altra, perché a seconda del punto avete una fionda in qualche modo dovuta alla rotazione della Terra che vi permette di risparmiare più carburante, motivo per cui per esempio se voleste andare su un certo tipo di orbite, quelle tendenzialmente più appetibili dal punto di vista commerciale, più lanciaste vicino all'equatore meglio sarebbe, motivo per cui le migliori basi di lancio quella europea, e sicuramente una di queste che sta a Kourou in Guyana francese è piuttosto vicina all'equatore. Più siete lontani, se volete raggiungere le stesse orbite, più carburante dovete usare per spostarvi, perché una volta arrivate su è letteralmente un lancio quello spaziale, come una fionda. Cioè, non è come si vede nei film che un'astronave nello spazio, mette il freno a mano, gira, torna indietro, ma non è esattamente così. La velocità che avete acquisita dal lanciatore vi permette di andare solo su quell'orbita. Se cambiate velocità, cambiate orbita. Non è come nel cielo che due aerei alla stessa quota possono accelerare o rallentare. Se nello spazio accelerate o decelerate, cambiate letteralmente orbita. Motivo per cui il punto da cui partite è fondamentale. Perché dico questo rispetto all'Africa? Perché l'Africa ha almeno 15 paesi vicino attraversati dall'equatore. Quindi l'Africa è strategica per lo spazio. L'Africa oggi è molto interessata allo spazio. L'Africa ha dei punti, delle aree laddove l'impatto climatico produce dei danni mostruosi, quindi è molto interessata al monitoraggio, per esempio, della Terra, ambito su cui l'Italia potentemente dice la propria. Ci sono delle aziende anche italiane, c'è un'azienda di Brescia che lancia dei mini satelliti, dei picosat addirittura più piccoli, si chiama Apogeo, per l'internet delle cose, che vede nell'Africa un mercato clamoroso, perché la potenzialità di quegli strumenti per monitorare della sensoristica di terra, per raccogliere dati agricoli, è clamorosa rispetto a strumenti tradizionali. Faccio un esempio sull'Africa. Gli amici del DINA, dell'Università del Sapienza di Roma, hanno usato i satelliti per monitorare la fauna dell'Africa, quindi hanno messo un collare GPS chiamando volgarmente ai leoni, quindi dal satellite abbiamo la punta della fauna. Questo fa capire come di fatto un satellite può aiutare l'ambiente. Questo è proprio palese. E l'hanno fatto i nostri italiani del DIMA, di cui attualmente è direttore il professor Carcatello. Dal Corno d'Africa a Djibouti, posto clamorosamente strategico perché intanto monitori un punto della Terra di particolare interesse per il passaggio delle merci, però sei molto vicino
Anche lì all'equatore stanno installando una base per i lanci spaziali, chi? La Cina. L'Africa è strategica anche oltre l'atmosfera, particolarmente strategica, quindi che si consolidi la nostra relazione con l'Africa da questo punto di vista è meravigliosa. Attenzione, qua torno a lui, come diceva Marino, si consolidi la nostra relazione. Nello spazio io mi sono illuso, e ancora lo sono, che lo spazio ci avesse insegnato quello che ha da insegnarci di più importante, perché lo spazio, notizia per quelli che stanno a casa, lo spazio ci odia. Lo spazio ci detesta, l'uomo e la donna non sono fatti per muoversi e per vivere nello spazio. Sapete quanti minuti resiste il campione mondiale di apnea statica senza respirare? Io mi sono spaventato, 24. C'è un uomo su questa terra che come una balena, forse un po' di più, trattiene il respiro dopo concentrazioni particolari, eccetera, per 24 minuti. Bene, neanche lui, o neanche la migliore atleta donna del mondo, col migliore allenamento del mondo, nello spazio senza tuta, sopravviverebbero più di un minuto circa. Lo spazio non ci vuole. Andare nello spazio è complicatissimo, ci vogliono tecnologie come le loro, ci vogliono le migliori menti per andare nello spazio. Ma questo è il motivo per cui dobbiamo andarci. Tornano le parole di Kennedy, ci andiamo non perché è facile, perché è difficile, perché imparando a vincere queste sfide, la tecnologia che noi impariamo per vincere queste sfide sulla Terra è fondamentale. Poi farò un esempio che è piuttosto calzante. Allora lo spazio, negli anni 60-70, quando ancora non invito da una parte von Braun, il nazista del Saturno 5, e dall'altra il suo, come dire, omologo, il suo rivale, Korolev, l'ingegnere capo del programma sovietico, quello che batteva gli Stati Uniti sempre, infatti ci sono stati solo uno perché è morto lui, tutte e due dicevano negli anni 60, entro gli anni 80 l'umanità sarà su Marte. Io sono convinto che se avessimo lavorato insieme noi saremmo su Marte da 40 anni, perché lo spazio insegna quello, serve che le migliori menti di donne e di uomini, le donne stanno adesso crescendo a livello numerico nello spazio, purtroppo in Europa siamo al 25%, troppo poco. Quando io parlo di questa cosa con la Maglia Alcuni Finzi e le chiedo, provocandola, ma perché dovrebbero servire donne? E lei mi guarda e mi dice, perché avremo il doppio delle possibilità di fare le cose che facciamo. È vero, è semplice, ma è verissimo. Se noi lavorassimo insieme, mettendo le migliori competenze, vinceremmo le sfide spaziali. Ma infatti tu nel libro parli di rivalità, a questo punto la rivalità deve cadere e si vede soprattutto sull'ISS quando lavoro insieme, tenendo presente che io che sono stato dentro il modellino dell'ISS che è reale, vive nello spazio, sullo spazio bus, si guarda, si dorme in piedi, andare alla toilette costa $100.000, quindi non è propriamente come bagno di casa. Si mangia anche gourmet se vogliamo, si mangia, però quello che ci insegna lo spazio è, se vi capita di vedere nei 10 film dello spazio del First Man, quando ad un certo punto rivalità Russia-America si lamentano apertamente con gli astronauti in addestramento, loro sono arrivati qui, prendono le lavagne e dicono noi dobbiamo andare lì molto più lontano. Ecco, probabilmente se ci fosse uno sforzo comune la colonia sulla Luna è più vicina. Allora sì, io credo di sì, intimamente credo di sì, speravo che il Covid ci avesse insegnato anche sta roba, non esiste più l'altra parte del mondo, non esiste più noi o loro. Come dice sempre Paolo Espoli, lo spazio ci ricorda che noi siamo letteralmente sull'astronave, la Terra è un'astronave, letteralmente, c'è una cosa gigantesca che si muove tra l'altro velocissima nello spazio. Con una differenza, noi non siamo i turisti sull'astronave, siamo l'equipaggio. E un equipaggio che lavora bene, sa benissimo, se ha un incendio a prua, non è che a poppa puoi festeggiare. Ecco, questa lezione non l'abbiamo ancora imparata bene. D'altra parte, mentre dico questo, mi ricordo che i risultati migliori li abbiamo raggiunti competendo. Allora forse una virtuosa via di mezzo che non porti al conflitto, ma nemmeno ai rallentamenti che la collaborazione pacifica purtroppo innesca, e qui torno alle parole di Draghi che dice che il giro ritorno, non vorrei diventare troppo tecnico, per l'ESA è un problema, io credo che un'ottima via di mezzo sarebbe virtuosa. Perché, e qua poi giuro ho finito, perché lo spazio è così importante, al di là del fatto che uno possa cambiare gli scenari bellici, e se volete poi vi racconto anche la storia di Musk sull'Ucraina.
perché nel 90 avevo lanciato un telescopio Hubble, la rockstar dei telescopi spaziali, nello spazio, progetto che tra concepimento, realizzazione eccetera ha richiesto più di 20 anni di lavoro, circa 10 miliardi di investimento, parte nel 90, arriva nello spazio e non ci vede, è miope. C'è un micro difetto di 2 millesimi di millimetro, un 50esimo dello spessore di questo foglio, nella lente primaria. Qui vicino avete officina meccanica e officina stellare, sanno benissimo a cosa mi riferisco, perché fanno quello di mestiere. Un errore così piccolo preclude al telescopio 10 miliardi di funzionare. Panico. Servono 5 missioni dello Space Shuttle che portano in orbita gli astronauti che fanno un AVA, cioè escono a fare una passeggiata, che passeggiata non è nello spazio, per ripararlo. Ci vogliono dal 93 al 2016, quando finiscono di ripararlo. 2009, chiedo scusa, 2009, un po' di tempo. Nel frattempo, per evitare di buttare via un sacco di soldi, gli ingegneri a terra studiano degli algoritmi, dei software che permettono piano piano di rendere meno sfocate, adesso i tecnici si arrabbieranno, perdonatemi, meno sfocate le immagini. Quegli algoritmi oggi sono utilizzati per la detection anzitempo del cancro al seno. Se non avessimo quel tipo di algoritmo che è servito per fare in modo che un telescopio ci vedesse bene lontano nello spazio, oggi un certo tipo di cancro alla mammella verrebbe visto molto tempo dopo, con tutto quello che questo purtroppo ha di conseguenza rispetto alle vite umane. Oggi lo spazio serve per salvare letteralmente le vite umane, poi possiamo parlare di monitoraggio, di agricoltura, eccetera. E di certo qui si parla di attività multiuso, perché e questo è divertente, perché ogni volta che aprite un pacchetto di patatine per fare l'aperitivo, sappiate che il meccanismo di imbustamento delle patatine è un meccanismo balistico che deriva da un progetto di ESA addirittura, e il primo che se lo comprò è la PAE di Brescia, che siccome aveva bisogno di velocizzare la produzione delle patatine, perché inizialmente venivano imbustate a mano, si è trasformato da una macchina balistica che serviva per alcuni esperimenti spaziali a qualcosa di industriale, per dire che lo spazio vive in tante cose. Vive nelle macchine da corsa, Certo. Vive col carbonio e quei materiali su Luna Rossa, vive sugli elicotteri, vive nell'aeronautica con cui ha qualche parentela, ma a detta degli addetti ai lavori è più facile lo spazio che l'aeronautica, perché mancano gli attriti. E poi mi riferisco a Marino, che ci può dei cellulari, e mi riferisco a quello che diceva il consigliere Paolo Manzarini, in altre cose che possono aiutare i giovani. Nel team di Nubeca si fa tanto uso di intelligenza artificiale, e quindi riferendomi a un'altra nostra amica che è autrice di un libro che si chiama Gioventù bloccata, visto che Marino fa letteralmente il capo scout di questi ragazzi, perché qualcuno è anche molto, perché lo è anche stato, perché di fatto lo spazio può sbloccare delle professioni. Non sono sempre così romantico io, cioè che non venga fuori, sono sempre romantico, dopo scout e tutto il resto. Poi sbocci sì. No, è vero, è assolutamente vero. Ma se noi pensiamo alla cosa più bella, secondo me la cosa più bella che è stata fatta nello spazio è proprio l'ISS. Perché quello è un laboratorio che genera ogni volta che c'è una missione di qualche mese 250-300 esperimenti di tutti i tipi. Una grande importanza la si dà alla medicina e alla biologia. In questo momento si stanno testando macchine 3D, quindi di stampa 3D, si vuole stampare 3D, tessuti cellulari. Che cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che domani potrei anche non aver bisogno di un donatore, potrei non aver problemi di rigetto dopo una operazione che mi auguro mai di provare. Quindi ci sono degli esperimenti che sono veramente tosti, veramente importanti. Ci sono degli esperimenti in questo momento sulle cellule tumorali, per capire come fermarle.
lo sappiamo, è uno dei mali grossi che abbiamo nel mondo, e vengono fatti nell'ISS. Gli astronauti studiano un sacchissimo per capire come, ovviamente sempre collegati dagli esperti a terra, come effettuare al meglio questo tipo di esperimenti. Non solo sono esperimenti tecnologici. E poi sì, c'è questa, ripeto ancora, questa condivisione di etnie, di razze, di nazioni che sono tutti lì su, insieme, per vivere e tornare sempre vivi, insieme. Questa cosa per chi lo ha fatto in maniera magari un po' più professionale, si capisce perfettamente nell'ambiente militare. L'ambiente militare è proprio questo. Non esiste quando vai in coppia o in squadra e devi fare un perlustramento o qualcosa che il tuo coppio, quindi la tua parte, la tua controparte che sta un po' dietro, 1 metro, 2, a destra o a sinistra, ti lasci per nessun motivo. Questo è quello che succede quando ci sono degli equipaggi, come gli astronauti, che vanno su. Non esiste per nessun motivo, per nessun credo religioso, per nessuna nazione, che uno lasci perdere quello che è in difficoltà o in pericolo. Ed è un bel messaggio, è un gran bel messaggio secondo me, che lo spazio porta. Ecco, lo spazio serve moltissimo a terra, adesso dovrebbe servire a non fare botte un'altra volta, però questo è qua. Messaggio se ho continuato a cliccare e commentare. Giusto. E bisogna farlo su YouTube. Bisogna farlo su YouTube, mettere like. Esatto. Citazione dei brani, Gioventù bloccata, sblocchiamo il lavoro, Valentina Magri, che è una nostra amica che credo che stia guardando, che magari l'avremo in uno dei prossimi format con gli anesi. In questo caso lo spazio può sbloccare delle nuove professioni. Posso dire una cosa? È un libro per tutti. Ma visto possiamo fare un po' di marketing a Emilio. Siamo qui. È Natale. Allora, l'ho letto 2 volte, ok? Una volta l'ho letto in PDF perché mi hanno passato in PDF, non lo passo a nessuno, ve lo dico già. E la seconda volta invece me lo sono comprato e l'ho letto in maniera ancora più accurata. Allora, se non siete nerd come me, che nel 95, quando è uscito Apollo 13, camminavano a 10 cm da terra, e quindi siete persone che hanno altri interessi, sappiate che se qualcuno vuole capire che cos'è stato lo spazio dall'inizio, quindi dalle prime missioni, dalla Genesi, no? Quando i primi ragazzi che facevano i piloti collaudatori si cimentavano a schiantarsi con qualche missione della NASA per diventare poi astronauti nelle missioni Mercury, eccetera, ecco Emilio lo racconta molto molto bene. Questo libro qua è per tutti, dai teenager fino ai 99 anni, ma perché no anche 103, magari qualche nonnina dipende da Stefano in Sardegna vorrebbe magari leggerlo, e è per tutti perché è molto facile da leggere, è passionale, ma lo spazio è passione, permettetemelo, è veramente passione. È passionale, racconta che cosa hanno fatto determinati uomini. Per esempio, vi faccio una citazione. Tutti conoscete il nome Neil Armstrong, okay? Neil Armstrong era un uomo di ghiaccio, assolutamente odiato da tanti altri, però nessuno sa che quell'uomo là si portava dietro un dolore immenso perché aveva perso sua figlia di 2 o 3 anni per cancro. Quindi racconta Emilio tante storie di tanti uomini che hanno sì costruito le cose che poi sono andate su, hanno volato eccetera, ma racconta storie di uomini normalissimi che avevano una determinazione però importante, che erano un po' pazzi per fare delle prime missioni sperimentali, ma un pilota sperimentatore è molto in gamba, perché il pilota sperimentatore solitamente è quello che si sceglie per fare l'astronauta, ha una disciplina sia da pilota militare sia una disciplina ingegneristica, quindi è un bravissimo tecnico, un bravissimo ingegnere che però ha l'anima del volo, quindi può essere anche un po' di kamikaze insomma.
E poi ci sono tante altre citazioni di uomini che personalmente conosco, e leggendo il libro ogni tanto dicevo, ah, ci ho parlato settimana scorsa con questo tizio qua, ah, l'ho incontrato 2 mesi fa questo tizio qua. Lo spazio sembra grande, ma in realtà è una famiglia, nasce ancora questa storia della comunità, però è così, è così. Mi intrometto, confermo, perché io leggendo di Spazio dal 2017, di fatto è un'ottima strenna natalese, è un ottimo regalo, perché di fatto dà una panoramica globale sul mondo difficile, e spesso i testi con cui abbiamo a che fare, che parlano di spazio, sono letteralmente incomprensibili, perché io non farei mai un regalo di un libro di management di una missione spaziale, o ti regalo per Natale un libro di ingegneria dei sistemi. Meccatronica, così. Un bel libro di meccatronica non è un bel regalo per Natale. Questo invece è un libro che va bene letto dopo che si è mangiato a Natale, Santo Stefano, Capodanno, e magari poi ti viene la curiosità di dire aspetta che ci ho capito qualcosa di più e voglio fare qualcosa più di tecnico. Ma siccome noi siamo per la condivisione, ci piacerebbe sentire anche voi cosa volete raccontarci. Stavo proponendo quello, non so se da casa sia possibile anche faccio delle domande o fatele voi, però permettetemi di ringraziare, non li ho pagati, li pagherò a questo punto perché è uno spot incredibile. Ci sono storie di donne, assolutamente, e quindi a questo punto, visto lo spot, è giunto il momento di comprare Geopolitica dello Spazio, perché insomma, no, grazie, non era prevista e vi ringrazio. L'intento, adesso sono più serio, l'ambizione era quella. Io credo che il dovere di chi fa il mio mestiere, che fa il divulgatore, sia trasmettere una passione, soprattutto se si parla di cose che hanno una soglia di ingresso alta, perché lo spazio è difficile da fare, è difficile da interpretare. Io credo che sia un dovere di chi fa il mio mestiere di raccontare lo spazio anche a chi non interessi, perché in realtà sotto sotto, come abbiamo tentato di raccontare in questa serata, riguarda tutti, per cui è bene che ci se ne interessi. E questo è un piccolo tentativo che vi sia piaciuto, basta, finisco perché sennò diventa... Prego, andiamo con le domande. Chi ci vuole dire qualcosa? Sì, piacere, buonasera. Buonasera. Sì, io sono Ernesto. Ho avuto la fortuna di interagire con Elon Musk tempo fa, e ho detto un po' il commento di la qualità dell'educazione a livello mondiale, no? Dopo il Covid. E lui mi ha detto, guarda, noi abbiamo a SpaceX e anche a Tesla un problema con la gente che lavora con noi, perché l'educazione ha diciamo, un vuoto nella gente, e quindi voleva un po' sottolineare questo e fare lo stesso commento a voi, sì? E che cosa possiamo migliorare con il tema educativo, no? A livello STEM, a livello, no? Per parlare per il futuro, sì? Grazie. Allora, una cosa è l'educazione e una cosa è l'istruzione. Quello che mi muove da quando ho 22 anni, 24, il primo incarico come amministratore, è la passione. L'educazione è quella di lavorare con chiunque, senza sentirmi superiore a chiunque. L'istruzione invece è fondamentale, no? È chiaro, perché se vuoi intraprendere un lavoro devi essere anche molto competente. Se non sei competente è meglio che cominci a studiare, perché devi essere competente. E dipende che tipo di lavoro vuoi fare, ma credo che qualsiasi lavoro che fa una persona sia importante come lo fa e non che lavoro fa. Quindi qualsiasi lavoro può essere importante. Okay? Per me in questo momento è molto importante parlare con te, okay? È la cosa più importante. Però l'educazione nasce proprio secondo me, dal rilassarsi e
avere un'organizzazione sociale aziendale dove è tutto molto flat. Noi siamo reduci da tanti anni di piramidi, troppe piramidi, troppi layer di analyst, senior manager, manager, top manager, eccetera, eccetera, wow, che parla. E dove purtroppo tante volte non si riesce ad esprimere, magari quello che sta più in basso non riesce ad esprimere le sue qualità. L'educazione invece fa esprimere le proprie qualità. Quando prima raccontavo, non per presunzione, di Noveca, e dicevo che è anomalo che in Italia ci sia un'azienda di 10 persone che fattura così, con un'equità del genere, il prossimo anno lo potete scaricare in bilancio, non è un problema. Non è un procedimento di istruzione, è un procedimento di educazione, dove chiunque sa e fa e ha la responsabilità di ciò che fa ed è libero di dire la sua. Ok? E il lavoro viene più facile, e tutto viene più facile. Io sono qui a parlare con voi questa sera insieme con Emilia, insieme con Alessandro, ma Noveca sta andando avanti. Ci sono persone che mi dicono, adesso noi assumeremo ancora, ma ancora nella parte tecnica, però ci sono persone che vengono da me e mi dicono: posso parlarti? Ogni tanto la disco perché dicono no, non vorrei più andare via. E è successo 2 settimane fa e mi dicono: senti, ma ho preparato delle slide, vorrei far scrivere il software agli ingegneri aerospaziali. Wow, aspetta, fammi capire cos'è questa storia. Sì, infatti, perché se noi scriviamo scriviamo in software il progetto, tutti i documenti, per me è facilissimo introdurti quegli algoritmi che ti mettono a posto tutti i documenti in un momento solo. Adesso spiego che cosa vuol dire. Ogni chilo, c'è un detto nel settore aerospaziale, ogni chilo di peso è uguale a 10 kg di carta. La carta non c'è più adesso, ce n'è in file. Però questa è la proporzione. Per mettere a posto 10 kg di carta, dove all'interno ci sono, che ne so, documentazioni che si chiamano datasheet, pieni di numerini, e far capire come combacia il numerino con l'altro numerino, quando per esempio il progetto cambia, perché cambia il progetto, è vivo, perché le specifiche possono essere migliorate, perché ci si rende conto che una cosa è sbagliata, eccetera, eccetera, lì può intervenire quello che non ti aspetti, che ti dice: scusa, ho un'idea, posso metterla in campo? Ecco, è un'azienda che dà la possibilità a chiunque di interagire con chiunque, può essere un'azienda interessante. Faccio un commentino anch'io su questa cosa, l'organizzazione verticistica, dove di fatto c'è il classico consiglio d'amministrazione della Fantozzi, dei grandi assenti, dove c'è una forma di impiegatizia, dove quando si apre bocca e si dice questa cosa non va e viene preso dei piani alti che sono un'entità invisibile come un insulto, è totalmente contrario all'innovazione, alla crescita, a fare numeri. Sì, sì, l'obiezione può essere questa: è facile per te parlare perché c'è un'azienda di 10 persone, voglio vedere che un'azienda di 4 miliardi di persone, no? Quindi è chiaro, cioè, è ovvio che una verticalità serve, va bene? Però è altrettanto ovvio che è molto importante sapere ascoltare, perché uno dei lavori più importanti secondo me di chi fa impresa è sapere ascoltare. Da un lato ormai chi fa impresa, vabbè, siamo un'azienda grande, anch'io ho amministrato un'azienda grande, ma non ho mai fatto il conto a fagioli, come si dice, cioè non guardavo sempre i numeri, cercavo di capire un attimo come si rapportavano gli ingegneri con quelli del marketing, eccetera. Mi ricordo una volta, per esempio, su un'altra azienda che ho ristrutturato, che c'era il classico corpo dell'ingegnere. Io sono ingegnere, io sono quello che dico. Poi c'era un'altra parte che era fatta da architetti. Che cosa c'entra l'architetto con l'ingegnere? In quel caso erano ingegneri hardware e software. L'azienda faceva schede elettroniche e software.
Beh, ci siamo pensati, grazie all'architetto, di andare a trovare le aziende del settore orologiario, quindi in particolare IUC e ULO, perché avevamo pensato di mettere sul cinturino dell'orologio di lusso, prova a pensare a un ULO che costa dagli 8.000 in su, o un IUC che ha dei prezzi un po' più bassi, però poi può crescere molto, di metterci all'interno dell'elettronica e con uno strofinamento del dito far cambiare la canzone, eccetera, eccetera, quindi metterci la musica. E ho trovato, uno degli incontri più belli che ho trovato, una volta a Basilea, su una fiera, ho trovato Jean-Claude Vivet. Jean-Claude Vivet è un mostro sacro dell'orologeria del lusso, amministratore di qua, di là, di su e di giù. Passa 9 mesi in azienda e 3 mesi a far latte in Svizzera. Un personaggio incredibile. E Jean-Claude è così, ascoltava tutti, quindi ha ascoltato anche me quella volta, che non ero nessuno. Questa è l'educazione. Allora, intanto inizio a ringraziarvi che abbiamo finito. No, in realtà no. Volevo vedere se c'era ancora qualcuno che voleva fare qualche intervento in realtà, però prima di lasciarvi chiudere come volete, quando volete, io volevo fare un applauso a quei 2 ragazzi lì, che ci sono 2 ragazzi giovani qui, perché quello vorrebbe essere, forse sono gli unici che in gente che sta sala, ma non stanno ancora negli altri, ma a differenza noi che abbiamo già un nostro percorso di vita già ben segnato, loro sono magari 2 elementi che rappresentano quello che potrebbe essere il futuro. Vi posso chiedere io, invece di essere voi a intervistare, cosa vi rimane di questa serata? Cioè cosa pensavate di trovare? Venite qua con noi, dai, così conoscete. Dai. Adesso so, arriveranno 2 domande difficilissime. Arriveranno 2 domande difficilissime. Ma sei tu bravo a fare le domande. Vieni di qua. Come vi chiamate? Leonardo. Nome importante, direi. E tu? Ruggero e Leonardo. Ecco, venite qua, tutti qua. Adesso lasciamo a Emilio, che di mestiere fa anche l'intervistatore, giusto? O comunque giornalista. Sì. Raccontateci qualcosa. No, la domanda è l'ha fatta Paolo prima, non è una domanda. Sì. Cosa vi aspettavate di sentire e cosa vi manca, per esempio, cosa che non è arrivato? Dite pure, vai, è stata una noia mortale. È stata una noia mortale, va bene? Potete dirlo? Sì. Non ditelo per vi prego. No, io non ero neanche in programma di venire qui. Io ma ho visto questa interessante cosa e mi aveva invitato anche Ruggero. No, è stato molto interessante, anche i vari argomenti che si sono toccati. Questo è il mio parere e secondo me sono cose belle queste che si fanno. Dovrebbero essere fatte più volte. Ma, grazie tanto. C'è qualcosa che vi incuriosisce, che magari è stato fuori o non è stato detto e vi piacerebbe conoscere meglio? Stando per lo spazio, insomma, però. No. No, è la risposta di bravissimi, abbiamo detto tutto praticamente. Grazie ragazzi, speriamo di avervi incuriositi un pochino, perché qua torno alla cosa che diceva lei. Grazie davvero, grazie davvero. No, infatti volevi dire, sì, hai ragione. Grazie, voi potete stare. Non entro nell'ambito formativo, eccetera, però è proprio mio, quindi la mia è un'opinione che vale 0, ma stamattina ho visto le dati di Nosse sull'efficacia e l'Italia è tra i paesi peggiori d'Europa a livello di comprensione del testo, a livello di capacità matematica, a livello di deduzione, siamo tra i peggiori d'Europa. Non so perché, non è il mio mestiere e non mi permetto. Quello che dico è che, qua vi volevo una parola che è tutto competenza. Noi credo che per anni abbiamo, la mia generazione anche, ha fatto credere che la competenza non fosse così importante. Anzi, a un certo punto è arrivato il dottorone, come se fosse un insulto. E io credo che questo abbia delle conseguenze pesanti, perché le cose difficili, che sono quelle per paradosso più utili e più importanti,
si fanno solo se hai competenza e se hai coraggio e se hai capacità di mettere la tua competenza a confronto con quella di qualcun altro, ma riconoscendo che la sua è più sviluppata della tua, sarebbe il caso lavorarsi insieme. E la competenza è sempre, sempre e quasi solo sacrificio, poi se uno ha una passione è avvantaggiato. Io credo che sarebbe il caso che noi investissimo su questa cosa qui, su migliorare le competenze, insegnando che bisogna fare fatica, non c'è niente di difficile che si ottiene così. E qua, non so, io non faccio il politico e men che meno mi occupo di scuola, ma credo che se anche Elon Musk dice c'è un buco nelle nuove generazioni di competenza, se lo dice lui, che probabilmente ha, come dire, i migliori del pianeta che non vedono l'ora di andare a parlare con lui, allora forse abbiamo un problema serio, perché nello spazio senza competenza non ce ne va neanche per sbaglio. Perché è una cosa seria, lo spazio. Basta, non so che non ho risposto, non era neanche una domanda in realtà, però mi ha molto preoccupato quello che ho letto stamattina, perché c'è metà delle persone, metà degli italiani non sanno, non capiscono cosa leggono. Analfabetismo funzionale. È una roba gravissima. Basta. E riassumendo, concludendo questa serata, continuate a cliccare, comprate il libro Geopolitica dello spazio. Tanto qualcuno, la metà non lo capisce, non sa cosa leggere. Magari gli mandate una mail e ve lo spiega. Direi che potremmo andare a casa con 3-4 messaggi. Che lo spazio è più vicino di quanto pensiamo. Sì. Che è un'ottima idea investirci nello spazio. Che lo spazio dovrebbe annullare le rivalità e aiutarci sulla Terra a lavorare tutti insieme, che studiando e con una certa educazione di fatto c'è spazio per tutti. Direi anche un'altra cosa, perché abbiamo parlato molto di spazio e abbiamo parlato anche delle competenze, di come poi è strutturato lo spazio nel mondo. E lo spazio in questo momento si sta avvicinando a una cosina che rappresenta il 70% del globo terrestre, che è il mare. Il mare è fondamentale. L'80% del mare noi non lo conosciamo ancora, il 78% non lo conosciamo. Quindi ne conosciamo solo il 20-22%. Il mare è il 70%. Tutto ciò che possiamo prendere dallo spazio, utile per conoscere meglio il mare, anche questo è oggetto, e vi posso garantire, anche da parte, molto attenzionato anche da parte delle nostre istituzioni attuali, è oggetto di studi e di coinvolgimenti con tanti attori. Più che altro perché le tecnologie spaziali, i droni sottomarini hanno una grossa parentela con i droni spaziali. Vi lasciamo con questa curiosità, provate a cercare Space and Underwater o Sea Space, che nelle ultime settimane ci sono anche state un paio di belle conferenze a Roma dove c'era l'Agenzia Spaziale Italiana. Questo però ci fa provare ancora di più che lo spazio è un mondo cross, che avrà bisogno di sempre competenze maggiori, sempre gente che divulga, studia e procede a sviluppare cose. Do l'ultima parola, l'ultima conclusione al nostro capitano di countdown. No, raccolgo i pensieri e parlo a Ruggero e Leonardo. Studiate, fa schifo studiare. Se non siete particolarmente fortunati e non amate quello che studiate, fa schifo studiare. Maledirete ogni ora passata sui libri, quando la state passando sui libri. Ma 10 anni dopo capirete quanto è stato importante e capirete che è stata una benedizione che abbiate maledetto lo studio. Qualsiasi cosa sarà, lo spazio c'è un sacco di lavoro, anche nella legge spaziale cercano lavori. Le aziende di cui abbiamo parlato prima stanno cercando ragazze e ragazzi perché non ci sono specializzati in fisica ottica, ce ne sono pochissimi in Italia. Qua dietro casa avete un'azienda che fa radar, a Filo Nornasco avete un'azienda che fa logistica spaziale, lui fa i banchi per i motori spaziali, se me l'avesse raccontato a 12 anni lavoravo per lui adesso. Ma non vi piacesse, voleste fare il parrucchiere, studiate, fatelo al meglio. Farà schifo, ma poi benedirete tutte le ore passate
a bestemmiare studiando, basta. Vabbè che quindi bestemmia essere interrotto. No, non era un riferimento locale, non era un riferimento locale, alle specificità locali.